Mi chiamo Enrico Piovanello, sono nato a Padova il 20 aprile del 2000. Il Padova sostituisce il numero 10 Candido con il numero 31 Piovanello. Ci sto pensando ancora adesso, sono veramente contento. 8.000 persone non me la sarei mai aspettata, cioè specialmente quest'anno che sono il primo anno di Berretti, entrare in prima squadra in campionato. È stata un'emozione veramente grande. Io ho iniziato a giocare a calcio da piccolissimo. A 4 anni subito giocavo all'Albignasio. Dopo il fallimento di Albignasio sono passato a San Paolo, dove sono stato lì 5-6 anni e i primi anni di allievi sono arrivato qui a Padova e ho fatto gli allievi regionali con Iosa Cagnina e ho fatto un'annata discreta perché è stata un'annata strana e ho giocato anche terzino quell'anno. Il ruolo preferito è l'esterno d'attacco, sia a sinistra che a destra, mi va benissimo. Io sono mancino puro, il destro lo uso poche volte, però mi piace correre e andare sulla fascia col sinistro e rientrare e tirare. Sono partito col ritiro con la Berretti, ero contentissimo perché eravamo arrivati ai finale scudetto, anche se l'abbiamo persa, abbiamo fatto un'ottima stagione l'anno prima con gli allievi. Poi ero entusiasta di aver trovato un buon allenatore e un buon intesa che si chiama Matteo Centurioni e ringrazio lui perché mi ha supportato tante volte, mi ha aiutato, è riuscito a darmi quella carica che non avevo tanti anni. Il problema dell'ansia mi ha aiutato moltissimo Filippo Ranzato, mi faceva delle specie di massaggi all'addome perché io quando entravo in campo e andavo sotto sforzo mi venivano dei crampi alla pancia, come un mal di pancia normale dell'influenza. E lui mi ha aiutato a tranquillizzarmi, a entrare in campo con calma. Ho avuto una grande occasione il 23 dicembre, me lo ricordo ancora. Dicevo questo messaggio e ero entusiasta di andare ad allenarmi con la prima squadra. Sono arrivato in ritardo perché mi avevano scritto verso le 11 e a mezzogiorno c'era già l'allenamento. Sono arrivato e mi ha accolto benissimo la squadra e io ho provato a dare il massimo e sono riuscito ad andare in ritiro con la prima squadra a gennaio. Bisoli mi dà sempre la carica di dare sempre il meglio, mi sprona sempre, anche se sbaglio molte cose, però mi sprona sempre. Lo spero col cuore di restare qui a Padova, nella mia città, e giocare per il Padova in Serie B. Ero anche in curva dei fattori io, fino a poco tempo fa. In tribuna fattori mi sa che ho visto mio fratello a Padova Varese, certo i miei genitori soprattutto, oltre a stressarmi di andare sempre a scuola, andare sempre bene, però mi hanno aiutato molto, mi portano avanti e indietro agli allenamenti perché io non ho ancora la macchina, ho appena compiuto 18 anni, lo sto facendo adesso. Sì, studio, frequento la terza superiore al Ferraris, è un privato. Io dopo gli allenamenti torno a casa, mi riposo un po' e dopo inizio a studiare. Il mio idolo è sempre stato Lionel Messi, è un esempio esaltante, è un giocatore che secondo me diventerà il giocatore più forte al mondo. Lui è nato anche lui con una patologia che non poteva crescere e secondo me anche se è alto 1,70 adesso può giocare da fenomeno. L'annata del 2000 è strana, è l'anno dove è nata la tecnologia, dove è nato molte cose, dove ci sono vari hobby che sono nati in quegli anni. Però io da piccolo ho sempre avuto la passione del pallone, se non ho una palla tra le gambe non sono mai felice. Il basket lo seguo da pochi anni, 2-3 anni. Lo seguo quasi sempre, mi guardo sempre gli highlights, è uno sport veramente bello, molto atletico, molto specifico, molto tattico. Il mio preferito è Iverson, è un giocatore vecchio del Philadelphia. Io ho fatto un pronostico sul mio Instagram ed era Boston-Houston.
Io come sempre un sogno, cioè come ogni bambino, spero di arrivare nel mio sogno tra 10 anni, di essere là e giocare quelle partite importanti, Serie A, qualsiasi Serie A ci sia in Europa. Se dovessi parlare con me stesso tra 10 anni gli direi: ce l'hai fatta, hai raggiunto i tuoi obiettivi, ti senti orgoglioso di te stesso.